del lavoro sta cambiando. Non rassegnarti alle sorprese. Nuova pubblicazione dell'Inca sulle convenzioni, sugli accordi e le convenzioni internazionali bilaterali. Una pubblicazione che viene ad integrare e a modificare precedenti pubblicazioni sempre dell'Inca in materia. Qual è la differenza? Intanto questa guida ha diciamo così, la presunzione di trattare la materia complessa, molto articolata della previdenza e regime internazionale sotto diciamo, un punto di vista complessivo, o meglio, non esaminando convenzione per convenzione, cosa che ad esempio l'INPS ha fatto in passato, anche se non più aggiornate da tantissimi anni, ma di cogliere diciamo, il senso della convenzione non solo a sé stante, ma anche in rapporto con le altre, perché a volte ci sono delle convenzioni sbagliate. Ad esempio, una persona che ha lavorato in Venezuela, in Italia, in Australia, pensa che siccome l'Italia ha la convenzione sia con il Venezuela che con l'Australia può sommare tutti questi periodi assicurativi. Purtroppo non è così semplice, perché ogni convenzione va valutata in modo autonomo. Non è possibile fare questa operazione. A volte è possibile farla, ma deve esistere dentro la convenzione una norma ad hoc che ne disciplina la possibilità. Dicevo questo per fare un esempio. Ci sono anche altri esempi che potrei fare. Ci sono persone che pensano che l'Italia poi si accolla il costo di prestazioni che sorgono sulla base di periodi assicurativi esteri. Invece non è così. Ognuno si paga la sua parte. Oppure qualcuno pensa che bisogna mettere insieme tutti i diritti dei vari paesi e solo quando tutti i diritti sono perfezionati si può andare in pensione nei 3 paesi. Non è così. Ognuno se lo valuta secondo le proprie regole. Quindi diciamo che è stato fatto questo tentativo di dare una lettura della materia in convenzioni bilaterali che fornisca lo strumento per comprendere la convenzione in senso lato. Speriamo che sia utile. Sicuramente, ecco, quale utilità per gli operatori è evidente, ma quali utilità anche per i cittadini che spesso non conoscono la materia così approfonditamente? Certamente. Cioè c'è un filo che il cittadino non esperto della materia può seguire su questa pubblicazione? Io spero di sì, mi auguro di sì, anche se, ripeto, è una materia abbastanza complessa e articolata. Però ecco, proprio un paio di giorni fa mi è accaduto che ha telefonato una persona che aveva letto su internet potevano essere cumulati periodi assicurativi di 3 diversi paesi. E infatti mi ha fatto vedere la pagina, c'era scritto questa, adesso non sto a dire chi l'ha scritta, l'errore può capitare a tutti, perché era stata data una lettura molto superficiale invece di una possibilità che si chiama totalizzazione multipla, quindi possibilità di cumulare vari periodi, senza capire che va letta quella convenzione, ripeto, non basta che un paese abbia una convenzione con altri 2, e anche se c'è questa previsione bisogna vedere altre regole, quindi ecco, diciamo, un aiuto anche al cittadino che non tratta
da esperto queste materie per comprendere dove sta, diciamo, la possibilità o meno di perseguire un diritto, perché se uno non lo capisce neanche se ne fa una ragione, magari crede che con un contenzioso riesce a ottenere, allora si affida magari a dei legali che tanto ci provano, anche se il risultato non è scontato. Volevo dire una cosa, questa guida tratta tutta la materia in convenzione internazionale, nel senso che affronta le convenzioni bilaterali che l'Italia ha stipulato con i paesi, alcuni di emigrazione, altri di immigrazione, ma anche i regolamenti europei. Infatti l'idea di cimentarsi con questa pubblicazione ci è venuta all'indomani della stesura dei nuovi regolamenti comunitari che sono entrati in vigore nel 2010, ma che, diciamo, hanno dovuto attendere poi ancora un paio d'anni per avere anche gli allegati aggiornati, eccetera. Quindi abbiamo dato un ampio spazio anche ai regolamenti europei, che sono una materia che coordina, diciamo, le previdenze dei singoli paesi comunitari, fornendo regole a volte anche diverse da quelle che esistono sul territorio nazionale. Facciamo un esempio: se io in Italia non posso percepire contemporaneamente una pensione di vecchiaia e un trattamento di disoccupazione, o ASPI che si chiami adesso. Se invece la prestazione pensionistica non è italiana ma è estera, io posso fare questo cumulo, perché ci sono delle regole che travalicano la normativa nazionale e diciamo, avere anche consapevolezza dei diritti che derivano da un ordinamento non nazionale ma sovranazionale come quello europeo, che è molto complicato anche questo. Speriamo di essere riusciti a dare un contributo in più alla comprensione. Alla luce anche dei progetti internazionali dell'INCA, lei ha affrontato anche la parte relativa alla possibile previdenza dei lavoratori, diciamo, precari, un tema che è stato approfondito appunto nell'ultimo progetto dell'INCA. Dunque, non in modo specifico, perché appunto la tipicità del lavoro precario è una caratteristica forse italiana, nel senso che i problemi che esistono in Italia, dove è stata creata una cassa pensionistica ad hoc, la gestione separata dove sono iscritti appunto i collaboratori, i professionisti senza cassa, eccetera, non esiste negli altri paesi. E già all'interno della normativa nazionale è esistito un problema di coordinamento fra questa cassa pensionistica e le altre. Quindi, diciamo, non c'è una simmetria, una reciprocità in questo senso con gli altri paesi. Noi abbiamo questa particolare atipicità con la creazione di una cassa ad hoc che ha un sistema di calcolo che non colloquiava subito con le altre casse, gli altri sistemi di calcolo. Però, diciamo, questi problemi sono stati superati. Ovviamente nel lavoro atipico, i regolamenti comunitari tutelano anche i lavoratori atipici, laddove però non sfuggono a regole, che ne so, di obbligatorietà della contribuzione. In qualche caso
non c'è neanche l'obbligo, credo che l'indennità di disponibilità non sia soggetta a contribuzione, e quindi lì ovviamente i regolamenti non aiutano. Credo che nella guida ci sia anche le informazioni utili per questo particolare settore, diciamo, del lavoro moderno, purtroppo. Da quale area geopolitica lei ha potuto, sul piano previdenziale, ecco, della sicurezza sociale e in particolare previdenziale, ha potuto esaminare come più critico, come maggiormente critico? Da uno sguardo, ecco, così approfondito, così un esame di tutti le convenzioni internazionali e dell'interazione fra i vari paesi, cioè la previdenza nei vari paesi. Quali aree lei ritiene siano più critiche? Si parla spesso del Brasile per il Sud America, del Canada per il Nord America. Beh sì, quelle aree sono critiche perché, ma non solo, forse non solo quelle, anche il Cile, cioè, perché mentre i governi hanno cercato di rivisitare convenzioni, diciamo, molto remote, quella del Brasile in particolare molto molto remota, e anche, diciamo, scarsa sul piano della regolamentazione. Questi rinnovi di queste convenzioni stentano ad essere recepite dal Parlamento, dal nostro Parlamento. Credo che si sia in attesa da oltre un decennio di ratificare delle convenzioni o dei rinnovi di convenzione, purtroppo la cosa non avviene, e quindi, diciamo, c'è un'attesa lì di queste comunità che non viene presa in considerazione, forse per un problema di costi eccessivi, forse perché poi battono anche alle porte altri paesi di immigrazione. Pensiamo anche alla convenzione col Marocco, con le Filippine, che era pronta per l'uso, ma quest'uso ancora non si sa se mai avverrà. Quali punti deboli della previdenza che lei sottopone con maggiore attenzione attraverso questo libro, attraverso questa pubblicazione all'INPS? Ecco, io nel fare una ricerca, diciamo, della documentazione, delle circolari, dei messaggi dell'INPS negli anni, ho trovato un periodo molto fertile di produzione, e ho trovato un periodo invece assolutamente inconsistente. Non voglio dire che è l'ultimo, non voglio neanche dire quale, però c'è stato un po' un andamento altalenante. Forse fino a un decennio fa, o forse meno, l'INPS aveva una direzione centrale delle convenzioni internazionali, con del personale molto professionale da questo punto di vista, e che, come dire, ogni volta che leggevano una norma nostra, nazionale, la vedevano, si creavano il problema di come applicarla a una prestazione in regime internazionale, o comunque a un lavoratore che aveva periodi di lavoro in Italia e all'estero, e quindi c'era una risposta che non sempre, ma insomma a volte anticipava la domanda. Oggi brancoliamo nel buio su tante cose, e forse c'è proprio bisogno di ritornare a una direzione che veda, anche perché siamo in un momento in cui la mobilità dei lavoratori
purtroppo aumenta quella dei giovani, aumenta in tutti i sensi, la gente si muove anche per periodi brevi, quindi magari nella carriera lavorativa toccano vari paesi convenzionati, paesi europei, paesi che spingono per entrare in unione ma non si sa se entreranno, eccetera. Quindi secondo me diciamo la carenza che vedo da parte dell'istituto previdenziale è quello di aver relegato l'applicazione della normativa internazionale a una in subordine rispetto al resto. È vero che le pensioni in regime internazionali sono quantitativamente inferiori, perché penso che ci saranno 1 milione, forse neanche, di pensionati con periodi italiani ed esteri. Però secondo me è anche vero che oggi è riaumentata questa mobilità e anche l'INPS dovrà, obtorto collo, crearsi, diciamo, dei nuovi professionisti. Non ne vedo, per carità, non dico che ce ne sono, ma che non ce ne siano, però sono pochi, non riescono a stare dietro alle esigenze. Non c'è mai questa attenzione di vedere appunto una riforma, una norma applicata alle prestazioni in regime internazionale. La preannunciata nascita appunto di una direzione internazionale presso l'INPS, quindi va su questa linea, dovrebbe appunto recepire. Io sì, spero che sia così, certo me lo auguro, perché già da lì sarebbe un buon punto di partenza. Questa guida parla strettamente degli aspetti previdenziali, ma ad esempio per quanto riguarda la disoccupazione, qual è lo status quo che lei evince da questo studio così approfondito? Ma devo dire che all'inizio pensavamo di fare la guida anche con un capitolo sui trattamenti di disoccupazione, poi invece sono stati stralciati, abbiamo deciso di stralciarli momentaneamente perché era in atto da noi la riforma dei trattamenti di disoccupazione e quindi volevamo attendere che fosse emanata e che fosse, diciamo, anche commentata dall'INPS. Quindi essenzialmente la guida parla diciamo, di come si raggiungono i requisiti per le varie prestazioni, non solo pensionistiche ma anche di altro genere come la disoccupazione, per effetto, diciamo, del cumulo o della totalizzazione dei periodi svolti all'estero. Ma è una guida che si basa essenzialmente sui diritti pensionistici, non solo diritti ma anche le modalità di calcolo, anche le prestazioni accessorie alla pensione, cioè non solo gli assegni al nucleo familiare, ma ad esempio come viene erogato il trattamento minimo, prendendo a riferimento poi le diversità che ci sono, se siamo in ambito comunitario, se siamo fuori dall'ambito comunitario, sui limiti all'esportabilità delle prestazioni. Quindi diritti previdenziali, pensioni e calcolo anche dei trattamenti pensionistici.